i quantitativi non sono tali da ingenerare particolari preoccupazioni. È comunque un territorio che è fragile perché è stato appunto duramente colpito da questi eventi, per cui la nostra attenzione rimane comunque alta. I bollettini valanghe indicano un grado di rischio da elevato a forte da oggi e per i prossimi giorni. La montagna veneta resta col fiato sospeso per la nuova ondata di maltempo che sta portando nevicate abbondanti in quota, più moderate nelle valli, gonfiate dai venti di scirocco. Nelle ultime ore le previsioni hanno dilatato nel tempo gli effetti della Big Snow, che stavolta si accumula su un terreno reso ancor più fragile dagli schianti provocati dall'uragano di fine ottobre. Questo fenomeno viene monitorato costantemente anche attraverso degli osservatori che vanno a misurare la neve in determinati punti, campi neve, proprio per capire l'evoluzione del fenomeno. Da stamattina a Marghera è stata attivata la sala operativa di coordinamento regionale in emergenza. La disponibilità richiesta è H24, mentre in contemporanea il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile organizza riunioni nelle prefetture di Belluno e di Vicenza per esaminare la situazione e fronteggiare eventuali criticità. Il problema principale potrebbe essere quello legato alle viabilità eventualmente. Per quanto riguarda le aree che sono state individuate come aree a potenziale rischio, l'unico consiglio è quello di tenersi informati attraverso le amministrazioni comunali su eventuali appunto disposizioni particolari. In pianura piove, ma il rischio idrogeologico è al momento di livello giallo solo per i bacini dell'Alto Piave e della Pedemontana fra Belluno e Treviso. I venti di scirocco stanno creando condizioni favorevoli all'acqua alta Venezia. Da stasera alle 23 fino alle 9 di domani mattina il livello sul medio mare oscillerà fra i 120 e i 110 centimetri.